Non mi resta che attendere e pregare, per me e per la mia famiglia. Questo è il commento a caldo di Ignazio Cutrò, l'ex imprenditore di Bivona che ha denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori. Il testimone di giustizia e presidente nazionale dell'associazione Testimoni di Giustizia spiega che da oggi lui e la sua famiglia non avranno più la scorta. Cutrò non si sente protetto dallo Stato nonostante appena 2 mesi fa un boss è stato intercettato mentre parlava di lui e dei fastidi che ha provocato alla mafia locale. Dicevano, appena lo Stato si stanca, che gli toglie la scorta, poi vedi che poi... Dopo le ultime intercettazioni, dopo gli arresti dell'operazione Montagna, dove Giuseppe Novara, che stava andando a trovare a Giuseppe Spoto, Luciano a Bivona, le intercettazioni dicono che al momento che lo Stato mi mollerà mi ammazzeranno, ed è quello che ho sempre creduto io, perché effettivamente le istituzioni alle volte dimenticano ma la mafia non dimentica, quindi lì dobbiamo stare attenti e non dobbiamo essere noi andare via, ma devono essere i mafiosi andare via dalle nostre terre. Da oggi avrà una normale autovettura senza vetri blindati, verranno anche smontate le telecamere che consentivano ai carabinieri di videosorvegliare la sua abitazione. Alcune settimane fa sono stati scarcerati soggetti condannati con le testimonianze di Cutrò, ma per l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Ministero dell'Interno e il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, Cutrò non è più in pericolo di vita.